Dopo una serie interminabile di rinvii, finalmente si va per mare, lo si fa alla ricerca di che cosa? Di una preda incredibile, qual è quella del tonno. Pesca di dry fin al tonno in catch and release, Golfo dell'Asinara, sabato e domenica protagonisti 10 equipaggi. Ne parliamo con Domenico Gianni che ci presenta questo evento in collaborazione con Matica, che oltre a muovere il mondo dell'automazione mi pare insomma si renda disponibile anche a una cosa così bella come quella dell'uomo e il mare. Ottimo partner, ripeto, grazie a Matica per il secondo anno. Come detto da Icco, praticamente finalmente riusciamo a mettere le barche in mare e rincorrere insomma questo pesce che piace a tutti. Nell'immaginario collettivo è sempre una lotta un po' impari, perché chiaramente la vocazione del pescatore, specie in riferimento a quella che è la cattura del tonno, è sempre dispendiosa, quindi tanta fatica, però questa è anche la stagione che insomma potrebbe rendere onore a questi equipaggi. Beh, già passiamo su una formula diversa, siamo partiti col catch and release perché la pesca era chiusa il 4-5 maggio. Questi rinvii hanno portato praticamente a disputare questo evento con la pesca aperta, quindi chi vuole potrà naturalmente in regola con le normative portare il pesce a terra. Sarebbe fantastico in questo caso. Sì, anche perché poi avremo la possibilità di vivere nella serata di domenica quella che è la sorta della premiazione e sicuramente ci farebbe piacere vedere anche delle belle prede. Questo è chiaro che tutti siamo legati a quello che sarà l'evolvere meteorologico in primis, perché anche se le previsioni sono ottime dipende da che cosa i pesci troveranno anche nel campo di gara. 12 miglia da Porto Torres, tutto il golfo a disposizione. Domenico. Sì, sicuramente troverà 10 equipaggi agguerriti, gente che comunque sa la sua, iniziando dal team Tubertini, nostro partner anche in questo caso, il team Spartan, Matic per la pesca praticamente, l'altro partner e così via. Ce ne saranno tanti, tutta gente che sa la sua, iniziando anche da noi, North Coast, ci difendiamo. Bene, quindi si parte sabato, gara articolata nelle 2 giornate, sabato e poi domenica con rientro in porto alle ore 17. Sì, sono due giornate addirittura differenti, quindi 2 classifiche, poi verrà stilato comunque almeno la classifica assoluta, quindi cerchiamo di impostare una premiazione che possa corrispondere anche a quello che è il risultato, tutto da vivere, da condividere. Vediamo un po' cosa salterà fuori. Speriamo salti fuori anche qualche altro equipaggio perché giustamente nei rinvii abbiamo perso per strada 5 equipaggi. Problemi di lavoro, tempi e questo è. Da vivere quindi pesca di dry fin dal tonno, sabato e domenica il Golfo dell'Asinara protagonista in collaborazione con Matica. Grazie. Grazie a te.